Allora, grazie Arianna dell'opportunità che ci dai per raccontare questa iniziativa e diciamo che è nata sulla scorta di diverse indicazioni che abbiamo ricevuto nel corso degli anni da parte di molti turisti, ma che è maturata anche in seno nel nostro direttivo, ovvero l'opportunità di aprire le porte la sera ai turisti, cosa che normalmente non è data. Come attività di volontariato noi siamo aperti tutti i fine settimana, dalla mattina fino al tardo pomeriggio, e poi viva Dio anche l'attività di volontariato è dura, la sera siamo stanchi e di norma chiudiamo verso le 19:30. Però nel periodo estivo di agosto è anche piacevole passarsi delle belle serate all'aperto, e allora abbiamo detto perché no, proviamo e vediamo se riusciamo a catturare l'interesse degli amici, amanti, turisti che vengono a frequentare il Molinetto per coinvolgerli in una serata esclusiva, ovvero per 2 sere il mulino, il Molinetto da Croda apre le porte ai turisti, fisicamente le porte, perché sarà data la possibilità ai turisti di visitare l'interno dei locali nell'atmosfera serale che è unica del Molinetto, con tutte le sue luci e i riflessi dell'acqua. La serata viene accompagnata dalla possibilità di degustare dei vini locali di Refrontolo. Siamo nel core zone delle colline storiche del Prosecco, e quindi Refrontolo ha cantine di eccellenza. Vogliamo dare la possibilità a chi viene a trovarci di assaggiare e degustare le eccellenze del nostro territorio, accompagnate anche degli ottimi cicchetti e, perché no, visto che è una serata all'aperto, anche con dell'ottima musica d'ambiente che rende piacevole la serata. Un'esclusiva, un esperimento che testiamo per la prima volta quest'anno, ma che siamo sicuri che avrà il suo successo, e quindi cercheremo di replicare anche in forma più strutturata nei prossimi anni. Avete intenzione di portare anche avanti ulteriori progettualità legate al Molinetto oltre a questa manifestazione? Certo, certo Arianna, il Molinetto, le parole cardine del Molinetto che da sempre abbiamo ereditato sono storia, cultura e tradizione, ma io ne aggiungerei anche una quarta, che è innovazione, nel senso che il Molinetto della Croda, grazie allo straordinario lavoro fatto dal dottor Piero Lorenzon, che da sindaco acquistò il sito e poi, fino a che non venne a mancare qualche anno fa, curò la gestione del sito, ampliandone anche notevolmente la notorietà per la buona gestione, ha fatto sì che oggi siamo un punto turistico di rilievo della provincia di Treviso, e non solo, direi della regione Veneto. E quello su cui stiamo lavorando assieme al comune è l'incremento della proposta turistica finalizzata in particolare alle scolaresche. Questo è un sito che si è sempre sposato per visite guidate a favore delle scolaresche, però stiamo proprio portando avanti una progettualità per incrementare questo tipo di servizio, per offrire qualcosa in più al turista normalmente, anche con qualcosa di multimediale, ma soprattutto dedicato ai bambini, con dei format specifici di accoglienza ed anche degli specifici laboratori. Ci stiamo ancora lavorando, è in corso di definizione, però questa è la nostra volontà: essere ancora più inclusivi, ancora più attrattivi, non solo nei confronti del turista del fine settimana, ma anche come fornace di cultura per le nuove generazioni, per i piccoli, che qui possono imparare una vita che di fatto nelle loro case non esiste più, delle tradizioni che non ci sono più, la possibilità di tastare con mano la realizzazione di prodotti di eccellenza come la nostra farina, attività che non esistono più, ma che insomma è giusto che siano ricordate e valorizzate anche nelle nuove generazioni.